Sua Eccellenza il Conte Galeazzo Ciano e il Primo Ministro di Jugoslavia, Dottor Milan Stojadinovic, lasciata la tenuta di Belgie, dove durante 2 giorni hanno proceduto nello spirito più amichevole a uno scambio di vedute sui problemi che interessano i 2 paesi, nel viaggio verso Belgrado sostano brevemente alla stazione di Stara Pazova. L'omaggio caloroso della popolazione basta a dimostrare all'inviato del Duce come profondamente sentita sia oggi dal popolo jugoslavo la simpatia verso la potente nazione amica. Belgrado. Ecco alcune visioni della capitale dello Stato jugoslavo, che ha accolto Sua Eccellenza Ciano l'ultimo giorno della sua visita. Nel centro della città, che si accresce e si abbellisce con un ritmo continuo, spiccano gli edifici pubblici, il Palazzo del Parlamento, il Teatro Nazionale, il Palazzo Reale, una mostra del libro italiano, ordinata con gusto sapiente di scelta e di arredamento a cura dell'Istituto Fascista per le Relazioni Culturali con l'Estero, ha avuto l'onore di essere inaugurata dal Principe Reggente Paolo, accompagnato da Sua Eccellenza Ciano. Questa mostra costituisce un primo necessario passo verso lo stabilirsi di proficui scambi nel campo della cultura che varranno a rendere sempre più utile la reciproca conoscenza tra i 2 popoli. Sulla legazione d'Italia a Belgrado sventola il tricolore. Esercitazioni del corpo di polizia della capitale jugoslava in onore del capo della polizia italiana, gradito ospite di Belgrado.